Buona serata a tutti, vi vedo anche questa sera numerosi per questo terzo appuntamento organizzato da ENEIP Veneto in previsione dell'avvio dei nuovi corsi per operatori sociosanitari che sono ormai stati approvati dalla Regione e la cui selezione si svolgerà il 15 di dicembre. Questo è il terzo appuntamento e come già per coloro che ci hanno seguito negli appuntamenti precedenti, il nostro obiettivo è quello di far conoscere prima della selezione e prima dell'avvio del corso a tutti coloro che hanno intenzione di intraprendere questa professione, quindi di iscriversi a questo corso, di far conoscere un po' meglio in una maniera più approfondita quello che è il lavoro dell'operatore sociosanitario e il percorso per arrivare all'acquisizione della qualifica professionale di operatore sociosanitario. Abbiamo già avuto 2 appuntamenti, uno in cui avete incontrato o se non l'avete fatto magari avete la possibilità di vedere la registrazione, un operatore sociosanitario in azione, quindi che sta lavorando. Nel secondo webinar avete incontrato o avrete la possibilità di sentire il webinar gestito da un nostro tutor. Questa sera è un appuntamento molto importante perché c'è la possibilità di sentire e ascoltare quello che un nostro formatore, ma soprattutto una persona che conosce molto bene il mondo, l'ambito sociosanitario, è qui presente con noi il dottor Andrea Merlo, il quale vi parlerà delle competenze professionali che un operatore sociosanitario deve acquisire, che negli anni, nel tempo, sono molto cambiate e che richiedono, come spiegherà molto bene poi lui, un impegno molto significativo nell'affrontare il percorso formativo. Voi sapete che con DGR 1253 la Regione del Veneto ha istituito nuovi corsi per operatori sociosanitari che si svolgeranno a cavallo tra il 2021 e il 2000, inizieranno sostanzialmente a gennaio 2022. Noi abbiamo ottenuto l'approvazione al primo sportello di corsi per operatori sociosanitari a Padova, a Conselve, che è sempre in provincia di Padova, nella zona della Bassa Padovana, a Bassano del Grappa, provincia di Treviso, di Vicenza, Conegliano, provincia di Treviso, Dolo, provincia di Venezia e Legnago, provincia di Verona. In queste 6 sedi, il 15 di dicembre si attiverà la prova di selezione. Prova di selezione che, come già abbiamo anticipato, ma sinteticamente vi dico che si svolgerà in tutto il Veneto alla stessa ora, nella stessa giornata, e consiste in 2 prove, una prova scritta e poi un colloquio motivazionale. Superata la prova scritta, si passerà al colloquio motivazionale. E qui vi dico già la prima cosa. Ci arrivano molte richieste di ma in quale libro posso documentarmi, posso prepararmi. Noi non ci sentiamo di consigliarvi nessun testo, perché la prova è una prova di cultura generale. Quindi ci sono elementi di logica matematica, di cultura generale, di educazione civica, qualche semplice domanda di inglese, la conoscenza della figura professionale, ma sono tutte, anche rispetto alla figura professionale, sono tutte informazioni che voi potete tranquillamente reperire da internet. Per accedere alla prova
che sarà definita negli orari e nei tempi dalla Regione del Veneto, solitamente qualche giorno prima. Noi comunicheremo a chi confermerà l'iscrizione alla selezione. Prima dell'avvio della prova di selezione ci sarà ovviamente il controllo dei documenti vostri e della documentazione eventualmente mancante al momento della conferma dell'iscrizione, e la verifica del Green Pass, che è obbligatorio per tutti. Una volta superata la selezione, l'avvio del corso noi lo garantiamo entro la fine di gennaio per una durata massima di 10 mesi. Quindi noi prevediamo che da gennaio alla fine di ottobre le persone arriveranno a fare l'esame di qualifica professionale. Questo compatibilmente con la situazione pandemica, che talvolta ha limitato il numero degli operatori sociosanitari in gradi che possono accedere al tirocinio. Però pensiamo di riuscire a realizzare il corso in questi tempi, con lezioni pomeridiane, parte in online, in parte in e-learning, parte in presenza. Anche qui di più non sappiamo dirvi perché dipenderà dalla situazione pandemica, e questo è quanto succederà a breve. Successivamente, prego Claudia di passare all'altra slide. Successivamente noi avremo anche un'altra tornata di corsi, il secondo sportello. A marzo invieremo la richiesta di approvazione. La selezione sarà sicuramente fatta il 18 di maggio, lo sappiamo già, e l'avvio entro giugno. Le sedi dove noi presenteremo i corsi saranno sedi diverse da quelle del primo sportello e saranno Verona, Vicenza, Rovigo, Noale, Chioggia e Cittadella. Ok? Questo è per quanto riguarda l'immediata a breve, insomma, selezione data di selezione della prima tornata dei corsi, e poi invece per il secondo sportello la seconda selezione. Questo è quanto ad oggi io sono in grado di dirvi. Ricordo che ENAIP Veneto è dal 2000 che eroga corsi per operatori sociosanitari e che ha una lunga esperienza. In questo momento, con la precedente DGR, noi abbiamo chiuso e qualificato circa 450 persone, perché abbiamo concluso 14 corsi con gli esami finali proprio in questi ultimi 2 mesi. Ne stiamo gestendo altri 13 corsi che si concluderanno con la qualifica professionale nell'arco di 3 o 4 mesi, e ci avviamo ad avviare i primi 6 corsi di cui vi ho parlato. Se qualcuno è interessato o non lo avesse ancora fatto, potrà iscriversi attraverso, ma poi vi daremo le indicazioni di dove attraverso il nostro sito, di come eventualmente iscriversi alla selezione in uno dei centri che vi ho indicato precedentemente. Adesso io lascio la parola al protagonista di questo webinar, perché io avevo solo informazioni così tecniche, organizzative da darvi. E quindi lascio la parola al vero protagonista della giornata di oggi, che è il dottor Andrea Merlo. Con il dottor Merlo ci conosciamo e il dottor Merlo conosce ENAIP da tanti anni, è un nostro formatore nei nostri corsi per operatori sociosanitari, ma il dottor Merlo è tantissime altre cose, e quindi lascio che si presenti lui. E lui parlerà di competenze tecnico-relazionali, una sfida formativa e professionale. Ok, bene. ci sentiamo dopo. Lascio la parola ad Andrea. Grazie mille Marinella. Beh, intanto buonasera a tutti e
ringrazio per ENAIP Marinella per aver organizzato questo webinar, che è un'opportunità interessante, e quindi da questo momento pandemico, no, che stiamo vivendo e speriamo di superare, le nuove tecnologie hanno permesso, come vedevo oggi, di parlare a 64 partecipanti, quindi 64 persone, e coinvolgerle all'interno di questo particolare percorso. Ecco, io, pensate, ho iniziato nel 2000, anch'io, 2000-2001, con i corsi di riqualifica OTA-OS, perché prima c'erano gli OTA che poi dovevano essere riqualificati in OS, e poi insieme con ENAIP ho iniziato questo percorso, quindi come docente formativo nei corsi OS. Io sono anche, come lavoro, mi occupo di coordinare, di dirigere strutture residenziali per anziani ormai da diversi anni, RSA, e poi anche ho un altro ruolo di rappresentanza professionale all'interno dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Padova. Io parto come infermiere, poi ho acquisito, no, il percorso del master in management di coordinamento, e poi la laurea magistrale invece in management e organizzazione delle strutture sociosanitarie pubbliche e private, e quindi oggi mi occupo di questo. E nella formazione poi spazio un po' su tutti quelli che sono i percorsi, no? le materie. Ho potuto insegnare veramente, penso, quasi tutte le materie del percorso di studi. Allora, oggi cosa facciamo insieme? Allora, in questa mezz'oretta, quarantina di minuti, il mio compito, il mio mandato è quello di spiegare un po' a voi quello che è il percorso, l'importante percorso formativo che porta una persona, una persona che non ha mai avuto dimestichezza dal punto di vista professionale nell'ambito della salute, magari sì, avrà fatto, perché nella quotidianità può aver assistito qualcuno, oppure magari ci può essere qualche badante che l'ha fatto dal punto di vista, diciamo, più tecnico. E invece questo percorso regionale che è stato istituito è e vuole essere un percorso che prepara una figura tecnico-sanitaria che, a mio avviso, diventa indispensabile nel sistema sociosanitario. Pensate che questa figura inizia bene o male negli anni 2000, perché è negli anni 2000 che con anche la legge Bindi, quando ci si rende conto che la parte sanitaria deve seguire la parte sociale, e ci si rende conto che è necessario, quindi, sviluppando quelle che sono le realtà del territorio, le RSA, gli hospice, gli stati vegetativi, gli ospedali di comunità, i servizi d'assistenza domiciliare, quindi pian piano che il modello sanitario passa da essere ospedalocentrico al territorio, in quegli anni ci si rende conto che serve una figura intermedia, che non sia quindi una figura solo sanitaria, che non sia una figura solo sociale, che non sia una figura come l'infermiere o d'altro, ma serve una nuova figura, che è questo operatore socio-sanitario. Quindi una figura tecnico-sanitaria che racchiude nel suo percorso formativo, nel suo agire, competenze nell'ambito sociale e competenze nell'ambito sanitario. Ecco. Quindi da sempre, diciamo, che la sensibilizzazione formativa nei confronti di questa figura ha dato la possibilità di delineare dei percorsi formativi che negli anni sono stati anche oggetto di revisione. E infatti noi abbiamo anche dei percorsi formativi che hanno seguito quella che è stato l'evoluzione dell'assistenza sanitaria nel territorio, proprio per cercare di plasmare dal punto di vista delle competenze in maniera più appropriata questa figura tecnico-sanitaria dell'operatore sociosanitario che potesse entrare a pieno titolo nei processi di cura e di assistenza. Cosa
cosa fa l'operatore sociosanitario e quindi cosa è chiamato a fare, quali sono le competenze? Un attimo che vedo di... Eccolo qui. Il profilo di questa figura è chiamato, quindi chi diventa operatore sociosanitario e quindi chi segue il percorso formativo regionale, supera l'esame finale e quindi acquisisce la qualifica di operatore sociosanitario, è chiamato nei confronti dei cittadini, nei confronti dei malati, nei confronti dei nostri assistiti, a soddisfare i bisogni primari della persona. Quindi cosa significa? Significa che l'operatore sociosanitario, tra le competenze che impara nel percorso formativo, nel tirocinio, sarà in grado di soddisfare tutti quei bisogni necessari per la sopravvivenza della vita di una persona. Quali sono i bisogni primari? I bisogni primari, lo imparerete nel percorso formativo, sono quelle azioni indispensabili per la sopravvivenza dell'essere umano, come il bere, il mangiare, dormire. E quindi cosa fa l'operatore sociosanitario? L'operatore sociosanitario, a seguito di questo percorso formativo, è in grado di sviluppare quelle competenze tecnico-pratiche e relazionali che sono utili a intervenire in una maniera efficiente e quindi senza spreco di risorse, ma efficace anche, quindi che ha una ricaduta in quella che è la prestazione, l'atto sanitario, una ricaduta positiva nel nostro assistito, imparando anche a relazionarsi con una speciale tipologia di relazione che è incentrata alla relazione di cura, quindi a una comunicazione che cura, che educa alla salute, non sostituendosi alle necessità, e quindi imparerà che questa figura non va a svolgere delle attività in sostituzione del nostro malato, del nostro assistito, ma cercherà sempre di sviluppare quelle che sono le abilità residue e mantenerle sempre attive, e quindi cercherà sempre di mantenere un equilibrio psicofisico, di benessere psicofisico e sociale dell'assistito. Poi l'operatore sociosanitario è quella figura che è chiamata a favorire il benessere e l'autonomia. Un attimo che... Ecco. Favorire il benessere e l'autonomia. Cosa significa? Favorire il benessere e l'autonomia lo si fa, cioè questa figura deve cercare quindi di farlo entrando nei processi di educazione sanitaria anche a sostegno dei famosi caregiver. Quali sono questi famosi caregiver? I caregiver sono le persone che si prendono cura della persona malata. Ecco, cosa vuol dire? Vuol dire che l'operatore sociosanitario sarà in grado di, e deve essere quindi in grado, viene chiamato, no? a svolgere questo compito, cioè quello di educare dal punto di vista dei corretti stili di vita i nostri assistiti, i nostri malati, ma deve anche educare nei corretti stili di vita e comportamenti anche chi si prende cura del malato, e quindi non so se si parla di bambini dovrà educare i familiari, la mamma, il padre, se si parla di anziani dovrà educare, coinvolgere la moglie, la figlia, la badante stessa. Quindi è una figura che entra non solo nel lato tecnico, ma a supporto con le altre figure professionali, poi lo vedremo questo, e perché l'operatore sociosanitario non lavora mai da solo, ma lavora all'interno di un'equipe multiprofessionale, anche per il suo specifico ruolo è in grado di aiutare quindi questo processo che viene fatto insieme con tutte le altre figure professionali a sostenere il malato e anche la famiglia, il caregiver. Riesce anche a riconoscere quelli che sono i primi segni e sintomi dello squilibrio fisico, psichico e sociale, cioè l'operatore sociosanitario non è quella figura che esclusivamente agisce nell'ottica del fare un'azione per porre rimedio, ma anche nell'ottica della prevenzione. Conosce, sa cos'è la prevenzione
e sa quali sono i comportamenti che devono essere messi in atto nell'ambito preventivo, quindi per prevenire un aggravamento di una, non so, una patologia di allettamento, ad esempio, di una persona anziana allettata a letto, piuttosto che quindi l'insorgenza di lesioni da decubito o una malnutrizione. E quindi, insomma, intercetta quei piccoli segnali che poi, insieme con l'infermiere, col fisioterapista, quindi con tutta l'equipe, con il medico, servono proprio per riconoscere quelli che possono essere i primi segni e sintomi di questi squilibri. Ha un ruolo tecnico, ma anche un ruolo relazionale. È un percorso formativo che è in grado di trasmettere quelle che sono metodologie, in grado di trasformare il tempo di relazione in tempo di cura. Ecco, sembrano due parole difficili, o diverse, però vedrete che nel fare quindi relazione, nel relazionarsi con l'assistito, voi state già curando l'assistito in una certa maniera. E quindi nel percorso formativo vi verrà spiegato come curare l'assistito nell'ambito della relazione. L'OS quindi è quella figura che favorisce il benessere. Benessere significa lo star bene delle persone. Facendo cosa? Trasmette, monitora, sostiene tutte quelle che sono delle indicazioni e buone pratiche di salute legate ad evidenza scientifica. Quindi non i consigli della nonna, no? Ma la sciarpetta di seta piuttosto che... No. Voi studiate e il percorso formativo che vi viene proposto è esclusivamente basato su quelle che sono le più recenti evidenze scientifico-medico-sanitarie, in modo tale che quando voi entrate nell'ambito prestazionale, quindi lavorativo, siete in grado di dare una restituzione scientifico basata su evidenze scientifiche e non basata su quello che io definisco il dottor Google, no? Che è un po' quella cosa che sta un po' prendendo piede, tutti digitano e tutti pensano di sapere qualcosa nell'ambito sanitario, invece è un po' più complesso. L'operatore sociosanitario, abbiamo detto, non lavora da solo, anzi, ma collabora con l'equipe sanitaria, sociale e educativa. Cioè tutto questo che avete visto, che vi ho detto finora, non lo fa in autonomia, ma lo fa all'interno di un'ottica collaborativa. Perché? Perché l'OS deve essere in grado quindi di lavorare in equipe con una metodologia di pianificazione assistenziale e deve lavorare in equipe con le altre figure che sono presenti, quindi l'infermiere, l'educatore, lo psicologo, il fisioterapista, la logopedista. Quindi deve conoscere quindi queste figure, sapere quando rivolgersi a queste figure e insieme individuare quelli che sono dei progetti, dei piani di assistenza il più possibile personalizzati verso il nostro assistito. Quindi lavora veramente in sinergia con le altre figure. Pensate l'operatore sociosanitario che lavora nel territorio, nell'assistenza domiciliare, lavora in stretta sinergia anche con l'assistente sociale del comune di riferimento, proprio per cercare di individuare, di capire al meglio quali sono i casi sociali nei quali deve prestare il proprio servizio e strutturare al meglio una pianificazione. Come fa quindi l'operatore sociosanitario a fare tutto questo? L'operatore sociosanitario nel percorso formativo, che è molto complesso, poi lo vedremo alla fine di tutto questo, diciamo, mio intervento, all'interno del percorso formativo sviluppa competenze, ma le competenze che vengono ad essere acquisite nel frequentare il percorso formativo sono competenze di varia natura e l'operatore sociosanitario le acquisisce sia nella didattica e quindi confrontandosi o in aula se possibile la presenza o anche tramite questo sistema di webinar con i docenti, e quindi è un confronto, anche uno scambio
il docente fa lezione, ma l'operatore sociosanitario interagisce con il docente per proprio cercare di capire al meglio quello che il docente vuole trasferire in termini di contenuti. E la seconda parte, poi c'è lo studio individuale, perché le conoscenze e le competenze devono essere anche maturate a seguito di uno studio personale, no? E quindi cercare di capire di cosa stiamo parlando e immagazzinare anche nozioni diverse. E poi la parte che avrete visto, oppure come diceva anche Marinella, vi esortiamo a vedere, l'altro webinar, che è legata all'esperienza di tirocinio, e quindi un'altra fetta molto importante di acquisizione di competenze tecniche viene diciamo costruita all'interno delle esperienze di tirocinio. Quindi ci sono delle competenze tecniche, e se vogliamo dirne qualcuna, competenze tecniche intanto aiuta nella preparazione alle prestazioni sanitarie. Cioè, aiuta chi? Aiuta non solo l'assistito, ma aiuta anche gli altri componenti dell'equipe, quindi aiuta il medico, aiuta l'infermiere, aiuta il fisioterapista, aiuta l'educatore, aiuta quindi l'assistito e gli altri componenti nell'equipe nell'attivare quelle che sono le prestazioni sanitarie. Attua anche gli interventi di primo soccorso, ma li attua anche in autonomia, proprio perché viene formato per attuare questi interventi particolari di primo soccorso. Cura il processo e il materiale da sterilizzare. Ecco, questa è un'altra competenza tecnica, ad esempio, no? Quindi tutto il processo che è attivo nelle centrali di sterilizzazione o anche nella preparazione della strumentazione nelle sale operatorie, anche perché l'operatore può lavorare in diversi ambiti, quindi anche questo è importante, no? Può lavorare nel pubblico, può lavorare nel privato, può lavorare in ospedale, nei reparti, nelle sale operatorie, nelle animazioni o nelle RSA, quindi ha queste competenze, come vi dicevo, trasversali, che uniscono l'immagine, quindi il ruolo sanitario e il ruolo sociale nell'ambito più territoriale. Collabora e educa al movimento, quindi a fornire i movimenti di mobilizzazione semplici. Ecco, anche queste competenze tecniche di mobilizzazione di una persona allettata a letto, quindi come spostarla in maniera corretta dal letto alla carrozzina, con l'utilizzo di quali ausili, di quali supporti, che i sollevatori attivi, passivi, le sedie docce, le docce barella, oppure degli ausili per anche la movimentazione stessa. Cioè, tutta questa parte sono delle competenze tecniche che sviluppa proprio per supportare l'assistito e insieme con, in questo caso, il fisioterapista, cercare di riabilitare il prima possibile anche il proprio malato e il proprio assistito. Sviluppa, quindi abbiamo detto, competenze tecniche, ne ho messe solo alcune, ce ne sono anche molte altre che vengono a sviluppare, ho preso un po' le principali. Competenze organizzative e gestionali, e quindi non è solo un tecnico che esercita un'azione specifica, ma è in grado anche di stare all'interno delle organizzazioni e stare all'interno degli ambiti gestionali. Quindi cosa significa? Significa che sa e riconosce il metodo di lavoro secondo linee guida, procedure, protocolli e il sistema qualità. Quindi riconoscere questa metodologia del lavoro significa riconoscere un sistema, quindi organizzativo e gestionale complesso, diverso in base alle realtà lavorative nel quale l'operatore lavora. Utilizza strumenti di registrazione anche informatizzati, come ad esempio la cartella sanitaria informatizzata, dove l'operatore sociosanitario scrive all'interno di questi strumenti informatizzati quelli che sono dati sanitari importanti legati all'assistenza di base, e quindi monitora anche all'interno del processo di cura, dà un suo punto di vista che è molto importante,
per la definizione, vi dicevo, di quel piano assistenziale individuale che viene poi condiviso in equip nelle unità operative interne, all'interno dell'RSA, oppure nel territorio, oppure anche lo semplice piano individuale che viene stabilito all'interno delle realtà operative. Partecipa quindi attivamente a questa pianificazione assistenziale. L'altro ambito di competenze invece importante è, come vi dicevo, sono le competenze relazionali. Competenze relazionali che vengono sviluppate nel percorso formativo, quindi competenze relazionali diverse. Tutti noi sappiamo fare relazione, tutti noi ci relazioniamo, no? Con i nostri amici, con i nostri genitori, con la nostra rete amicale, familiare, ma relazionarsi con il malato, relazionarsi con un assistito, relazionarsi nell'ambito del processo di cura è diverso e ha necessità di sviluppare proprio delle competenze comunicative che sono diverse. Anche, vi faccio solo un esempio velocissimo, anche solo il non parlare dietro mentre spingo una carrozzina, perché se io parlo con l'ospite, sono dietro di lui e sto spingendo la carrozzina, sicuramente già l'ospite anziano magari non sente bene, non mi vede nel viso e quindi già la comunicazione non è d'aiuto. Ma il comunicare in maniera lenta, in maniera con un tono di voce pacato ma deciso, osservandolo negli occhi, abbassandosi alla sua altezza e quindi guardandolo negli occhi e non dall'alto verso il basso, anche questa abilità tecnica relazionale diversa fa in modo che io, operatore sociosanitario, sia in grado di instaurare una relazione d'aiuto con il mio assistito, ad esempio, seduto in una carrozzina o in un letto, che quindi è già in una posizione diversa nell'ambito della relazione. Ecco, questi piccoli accorgimenti, ve ne ho detto solo veramente piccoli perché poi la materia è molto più vasta di questo, però sono degli accorgimenti e delle competenze che l'operatore sociosanitario sviluppa proprio all'interno di questo percorso formativo. E quindi è in grado di relazionarsi con l'assistito, stimolandolo al dialogo, alla partecipazione, è in grado di relazionarsi con i caregiver, con chi si prende cura degli assistiti e quindi anche nell'ambito, come abbiamo detto, domiciliare e non solo residenziale. Ecco, mi avvio alla conclusione entrando nello specifico, come vi dicevo, delle materie. Allora, che materie vengono affrontate nel percorso di studi? Allora, il modulo base ha il modulo formativo è formato da un modulo base e un modulo professionalizzante. Nel modulo base abbiamo 200 ore, delle quali 120 in modalità FAD, cioè lezioni a distanza, mentre le altre sono lezioni con il docente che interloquisce con la classe. Nella prima parte, vedete, l'area socioculturale, istituzionale e legislativa, abbiamo materie come legislazione sanitaria, organizzazione dei servizi sanitari, etica, bioetica, orientamento al ruolo, salute, malattia e disabilità. Beh, cosa serve questa prima parte? E faccio un po' riassunto di tutte queste materie. Acquisire un linguaggio sanitario. Acquisire un linguaggio sanitario entrando a capire i meccanismi organizzativi, economico e giuridici che regolano questo complesso mondo del sistema sanitario nazionale, sia nell'ambito pubblico sia nell'ambito privato. Cioè in questo modulo si inizia a capire qual è l'offerta sanitaria presente nel territorio e dove l'operatore sociosanitario può operare. Ospedali, RSA, territorio, nell'ambito domiciliare, nelle strutture per disabili. Quindi vengono analizzati i servizi offerti al cittadino e le modalità di accesso a tali strutture. Si esamina poi il significato di salute e malattia, quindi un significato con i concetti di cura, di prendersi cura e di assistenza basata sulla persona. Quindi sono aspetti che l'operatore sociosanitario impara a definire e quindi li fa propri. Nell'ambito del profilo professionale si dà corpo alle caratteristiche distintive del personale sanitario.
Quindi una professione volta al prendersi cura e assistere le persone, che deve confrontarsi con aspetti che sono etici e deontologici, al fine di affrontare al meglio quella che è la complessità dei modelli della presa in carico assistenziale. Viene ben delineata questa figura specifica dell'OSS, analizzando la legge istitutiva, il profilo, le attività dell'esercizio professionale previste, anche nell'ambito delle responsabilità professionali, perché il vostro ruolo comunque ha poi uno sviluppo responsabile nell'ambito delle responsabilità professionali e del ruolo proprio nei confronti delle altre figure con le quali lavora in equipe. Si entra quindi nell'ambito, poi nella seconda area, l'area psicologica e sociale. Quindi quando voi farete psicopedagogia e sociologia, entrerete proprio in quella che vi ho appena detto, relazione definita terapeutica. Cioè entrerete proprio a capire la relazione che l'OSS deve sviluppare nell'ambito dell'educazione sanitaria, della consapevolezza del proprio stile comunicativo e nel lavoro di cura. Nella terza area, cioè l'area igienico-sanitaria tecnico-operativa, vedete, ci sono delle materie: igiene, sicurezza e comfort ambientale, principi e metodologie assistenziali, approcci assistenziali, salute e sicurezza al lavoro. Cosa viene affrontata in quest'area? Beh, in quest'area intanto si entra nell'ambito, quindi nella grande tematica legata all'igiene. Igiene intesa nella più ampia accezione, cioè l'igiene come l'insegnamento di quelle che sono misure individuali e collettive atte a salvaguardare o mantenere la salute. Quindi igiene, si parla della prevenzione delle infezioni, si parla degli interventi igienico-sanitari, dell'uso dei dispositivi di protezione individuale. Quindi un ambito importante rivolto alla sicurezza, al comfort ambientale, perché anche capire come gestire i percorsi pulito, sporco, come gestire le aree di rischio. Oggi si lavora all'interno di aree di piani Covid nelle strutture, quindi dovete capire cosa significa lavorare in una struttura Covid, quali sono le aree di rischio, come si lavora, come ci si veste, ci si sveste, come ci si approccia anche alla malattia, in questo caso il Covid, ma poi anche ad altre malattie trasmissibili. E vengono quindi individuate e c'è proprio un passaggio importante nell'ambito della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. E in quest'area quindi si iniziano a definire quelli che sono i primi bisogni di base della persona, le tecniche per analizzare i segni e i sintomi delle prime alterazioni funzionali dello stato di salute. Quindi un modulo base, come abbiamo detto, di 200 ore, che serve proprio per rompere il ghiaccio, ecco, diciamo così, proprio per entrare bene a capire qual è il vostro ruolo, con chi dovete confrontare, cosa vuol dire sistema sanitario o sociosanitario, dove potete lavorare, come potete iniziare a essere utili ai vostri assistiti e ai malati. Nel secondo modulo, chiamato modulo professionalizzante, invece si entra in maniera molto più approfondita, con altre 280 ore, delle quali 85 in FAD, nelle materie proprio professionalizzanti. E allora abbiamo anche qui le tre aree, vedete. Nell'area socioculturale legislativa si va ad approfondire il tirocinio, quindi nella rielaborazione del tirocinio si rielaborano quelle che sono le esperienze di tirocinio che vengono svolte, perché come vi ho detto voi svolgerete tirocinio nell'area ospedaliera, nell'area residenziale, nell'area territoriale, che può essere nei CEUD, nei servizi di disabilità mentale o disabilità fisica, insomma, o anche nell'assistenza territoriale, insomma, poi dipende da dove, come vengono strutturati questi percorsi di tirocinio, però nell'ambito teorico, ecco, quindi c'è una materia che è rielaborazione del tirocinio, dove vengono rielaborati questi tirocini e vengono quindi, si cerca di, in base insieme con il docente esperto, si cerca di amalgamare le competenze teoriche e le competenze pratiche. Voi sapete che a volte la teoria va da una parte, la pratica va dall'altra, no? Invece quello che magari potete vedere.
Invece con questa materia si cerca di trovare il filo conduttore che unisce la teoria con la corretta pratica. La materia inglese, anche qui importante, che è stata inserita, voi sapete che inglese e informatica applicate sono anche domande, una di inglese ed una di informatica, che vengono fatte nei concorsi pubblici, no? Per operatore sociosanitario. Quindi l'inserimento poi anche di semplici terminologie in inglese, visto che anche l'informatizzazione e quindi alcune diciamo servizi sono anche, serve anche avere una base della materia. Poi si passa ad approfondire in maniera professionalizzante l'area psicologica e sociale. Anche qui le relazioni professionali con assistito e caregiver e keep, un'altra materia importante, perché entra nell'ambito della relazione, ok? Quindi si approfondisce ancora di più il concetto di relazione di cura, quello che vi dicevo, acquisendo proprio tecniche per sostenere i caregiver e confrontarsi con l'equipe professionale. E poi si esplode tutta la parte tecnico-operativa dell'area igienico-sanitaria, che specifica proprio, che dà queste competenze tecniche utili all'operatore sociosanitario. Vedete le materie quali sono? Quindi andremo dall'assistenza alla persona nei bisogni di base e nell'attività di vita quotidiana, e quindi cercheremo anche qui di approfondire quelle che sono tecniche per la cura del corpo, quindi l'igiene del corpo, le tecniche di vestizione, il corretto utilizzo dei presidi, le tecniche di mobilizzazione attiva e passiva, ok, come vi dicevo, tramite gli strumenti. Poi vengono approfondite tecniche per il trattamento delle lesioni da decubito, la prevenzione e il trattamento insieme con l'infermiere e le altre figure delle lesioni da decubito o dei disturbi alimentari, dei principali, ad esempio, errori nutrizionali. Un importante capitolo è anche legato al primo soccorso, con le tecniche avanzate di basic life support e quindi di rianimazione cardiopolmonare. Quindi voi farete anche le prove tecniche di rianimazione cardiopolmonare sui nostri manichini. Nell'ambito ospedaliero chirurgico si approfondiranno tematiche legate alla preparazione preoperatoria e alle procedure e all'esecuzione di medicazioni semplici. Vengono approfondite tematiche relative ai disturbi mentali e alle dipendenze patologiche, quindi anche qui l'approccio alla persona con disturbi mentali o con dipendenza è un approccio che non è semplice, deve essere acquisito da parte dell'operatore sociosanitario. Un grande capitolo è rivolto all'assistenza delle multicronicità dell'anziano fragile. Ecco, è importante questo perché l'assistenza delle multicronicità dell'anziano fragile nell'ambito quindi della disabilità, dell'assistenza, anche del fine vita nell'ambito oncologico, quindi perché alcune esperienze di tirocinio possono anche avvenire all'interno di strutture come hospice che trattano l'aspetto del fine vita. Vengono illustrate tecniche di animazione e di riabilitazione. Perché? Perché insieme con l'educatore l'operatore sociosanitario in alcuni contesti residenziali, domiciliari o nel CEOD ad esempio, no? Ha un ruolo importante nell'ambito riabilitativo e nell'ambito dell'animazione. E vengono, come dicevo, sono state inserite quindi anche queste due materie, informatica e inglese, utili anche alla preparazione per la prova orale dei concorsi pubblici. Quindi abbiamo un totale di 480 ore di teoria, alle quali sommate i 520 ore di tirocinio, abbiamo un percorso che sono 1000 ore di formazione professionale. Ecco, quindi per concludere proprio il mio intervento, spero di essere stato dentro i tempi, anche perché, ripeto, riassumere un percorso formativo così complesso non è facile, e penso che vi siete resi conto che partire da una base comune, quindi partire da una persona che non ha nessuna conoscenza nell'ambito sanitario e arrivare a delle competenze così importanti, a sviluppare delle competenze così importanti, penso che serva
un impegno da parte di chi vorrà frequentare questo corso, un impegno consapevole di frequentare un corso che forma un tecnico sanitario che sarà a fianco dei nostri malati, a fianco dei nostri assistiti, e che dovrà cercare al meglio di prestare un lavoro che io penso sia uno dei lavori più difficili. Ce ne sono tanti di lavori difficili, ma il nostro è un lavoro difficile, che è il lavoro di cura, è il lavoro di assistenza, è il lavoro di presa in carico, è il lavoro che quindi necessita non solo il buon cuore, non solo la predisposizione, ma necessita anche lo sviluppo di competenze aggiornate, basate su evidenze scientifiche, in modo tale che possiamo quindi fornire un'assistenza efficace, efficiente ai nostri malati, e essere non solo al loro fianco in maniera diciamo efficace, ma proprio in maniera propositiva. Ecco, l'altro aspetto importante è che dell'operatore sociosanitario ce ne c'è sempre bisogno, ce ne sarà ancora di più bisogno. Voi se mi avete seguito dall'inizio vi ho detto è nato nel 2000 per l'importanza del ruolo di questa figura nell'ambito territoriale. Oggi il piano nazionale di ripresa e resilienza rimarca ancora di più la necessità della prossimità, rimarca ancora di più la necessità di avvicinare le cure al domicilio, e quindi rimarca ancora di più l'importante ruolo che dovrà avere in evoluzione l'operatore sociosanitario, perché questo è il percorso di base, ma si sta già pensando con la regione, ma anche a livello nazionale, l'evoluzione formativa dell'operatore sociosanitario per acquisire ancora più competenze nell'ambito tecnico e per poter aiutare ancora di più i nostri assistiti e insieme quindi con gli infermieri, i medici e gli altri le altre professioni sanitarie che sono all'interno del processo di cura, di questo importante processo. Insomma, quindi ecco, mi sento di dire che se scegliete di fare questo percorso, sceglietelo in maniera consapevole. È un percorso importante, impegnativo, non è impossibile, perché comunque come tutti i percorsi basta studiare ed applicarsi, insomma, non è quindi impossibile, però è impegnativo e quindi richiede anche una certa dedizione anche a quello che si fa, perché poi si diventa dei punti di riferimento per i nostri assistiti. Quindi noi, quando voi diventate OSSE, indossate quella divisa, voi diventate dei punti di riferimento per il malato, e il malato quindi avrà bisogno di voi e voi dovete garantire professionalità e competenza. Ecco, quindi questo è quello che voi dovete sviluppare in questo percorso formativo. Bene, io penso di aver detto tutto, quindi ripasserei la parola agli organizzatori. Andrea, mi permetto, ci conosciamo da tanto, quindi penso che il tuo intervento abbia, almeno per quanto riguarda ENAIP Veneto, assolutamente risposto a quello che era il mandato che ti avevamo chiesto. Avevamo chiesto, come già avevo avuto modo di dire all'avvio, di far capire quanto un percorso formativo per operatore sociosanitario sia estremamente importante, estremamente impegnativo, superabile, ma che non è da prendere sotto gamba. È necessario aggiornare, è necessario studiare, è necessario essere presenti alle lezioni, è necessario sapersi mettere in gioco durante i tirocini proprio per utilizzare il tempo del tirocinio per mettere in pratica la parte teorica che c'è, ma anche per giocare le proprie carte all'interno di una struttura. Io che mi occupo di formazione e che lavoro per un ente di formazione, devo dire che con docenti come Andrea Merlo siamo anche sicuri della professionalità
con la quale vengono preparati i nostri operatori sociosanitari. E non so e non credo sia un caso che non abbiamo operatori professionali qualificati da ENAIP che siano senza lavoro. Anzi, dirò di più, soprattutto in questa fase, l'operatore sociosanitario spesso e volentieri, già durante il tirocinio, riesce ad avere delle offerte professionali, ma questo passa necessariamente dalla serietà e dall'impegno che uno ha posto nella fase teorica, quindi di partecipazione attiva alle lezioni dei docenti, ma alla fase di studio che richiede del tempo ulteriore alle ore definite dal progetto e dal sapersi mettere in gioco durante la fase di tirocinio. Io credo che, siccome so che Andrea ha un altro impegno istituzionale, vorrei appunto innanzitutto ringraziarlo per il lavoro che ha fatto, per il suo intervento. Avremo modo di vederci ed è già un invito a chi vorrà esserci. Faremo un altro webinar un po' particolare sulle professioni sanitarie e lì Andrea avrà un ruolo diverso perché parlerà di professioni infermieristiche durante un evento fieristico a cui ENAIP Veneto partecipa, Job Orienta, in cui parleremo appunto con uno sguardo al futuro e alle giovani generazioni di quali e quanti infermieri come debbano essere formati, di quanti operatori sociosanitari la nostra sanità veneta o nazionale avrà bisogno e di un'altra figura che sta emergendo, l'assistente di studio odontoiatrico. Questo webinar lo organizzeremo per sabato 27 novembre, quindi ritroverete Andrea. Chi vorrà partecipare noi vi inviteremo, vi manderemo il link dell'evento e ne approfitto per ringraziare ancora Andrea, liberarlo per il prossimo impegno istituzionale. Grazie. Una buona serata a tutti allora, grazie. Buona serata anche a te. A tutti i partecipanti io ho colto alcune innanzitutto dico che vi lascio il mio indirizzo di posta elettronica. Qualunque domanda particolare voi doveste avere, curiosità, approfondimento, richiesta particolare, scrivete pure al mio indirizzo di posta elettronica che è marinella.pellizzari@enaip.veneto.it. Ho visto qua che qualcuno aveva chiesto alcune cose. Come confermare l'iscrizione alla selezione? Allora, significa che avete già fatto un passaggio attraverso il nostro sito che è enaip.veneto.it. In home page c'è la pagina dell'operatore sociosanitario. Cliccando lì dentro, seguendo le iscrizioni, si può fare l'iscrizione online. Il passaggio successivo, che è proprio di questi giorni, sarà il contatto che il tutor di una delle sedi di corso di cui vi ho parlato prima vi contatterà attraverso mail, vi invierà una scheda di conferma dell'iscrizione e successivamente il rapporto sarà tra voi e il tutor del corso che poi andrete a fare e quindi che gestirà anche la fase di selezione. C'è qualcuno che mi ha chiesto, io sono di Vicenza, devo aspettare al secondo sportello per... Allora, ci sono anche altri enti a Vicenza che hanno corsi approvati. Se cerca in internet li trova. In questo momento non sono in grado di darle indicazioni in questo momento a quali altri enti accreditati
può rivolgersi. Noi sicuramente, il secondo sportello, presenteremo un corso presso la sede di Vicenza. Lo presenteremo al secondo sportello perché a Vicenza stiamo gestendo in questo momento, abbiamo concluso un corso, ne stiamo gestendo 2 corsi, uno che finirà fra qualche mese, uno un po' più avanti, quindi era proprio impossibile nel primo sportello gestire anche un quarto corso. Però ci sono anche altri enti e quindi liberamente, se vuole iscriversi con noi, sicuramente noi al secondo sportello a Vicenza cercheremo di esserci. Se lo vuole fare invece subito è necessario che prenda informazioni anche su internet da altri enti che nel territorio dell'ASL 8 farà questo corso. Noi il corso più vicino a Vicenza ce l'abbiamo a Bassano, quindi se dovesse decidere di andare a Bassano. Poi ho ricevuto invece un messaggino che mi chiede, ma sarà tutto in presenza, sarà a distanza? Signori, questa è una domanda a cui è difficilissimo rispondere. In questo momento siamo ancora in uno stato di pandemia e pertanto molta attività, oltre alle 205 ore di cui ha parlato il dottor Merlo, molta attività viene fatta ancora a distanza, ma progressivamente andremo alla presenza, quindi 275 ore saranno fatte in presenza e 205 ore in modalità e-learning. Per toglierci qualunque dubbio, vi aggiungo anche che non è possibile, non è proprio possibile frequentare il corso o avere opportunità di tirocinio se non si è concluso il ciclo vaccinale. Questo perché anche nello stato di tirocinante si entra nello stesso meccanismo che riguarda il personale sanitario. Voi sapete che c'è l'obbligo per i sanitari di avere un ciclo vaccinale completo. Nessun tirocinante può entrare in nessuna struttura, né sanità, né assolutamente in ospedale, ma neppure nelle strutture per anziani, ma neanche nelle cooperative che operano territorialmente, quindi onde sgombrare il campo da qualunque dubbio, questo è un obbligo e noi chiederemo che sia rispettata questa richiesta sostanzialmente. Pertanto chi è vaccinato conviene si iscriva al corso. Chi non ha concluso il ciclo vaccinale o chi lo sta concludendo potrà iscriversi al corso. Chi non ha intenzione di vaccinarsi o di completare il ciclo, non è possibile iscriversi a questo corso proprio perché ci sono dei limiti che non detta ENAIP Veneto, ma detta la Regione e la prevenzione. Ok? Io poi vedo qui soprattutto tanti non vedo in questo momento altre domande particolari che possono essere interessanti per tutti, per cui non so, io direi che ci possiamo anche salutare, abbiamo rispettato i tempi. Se sarete interessati anche a seguirci ancora, riceverete l'invito al webinar di cui vi parlavo, che vi anticipo già sarà il 27 novembre, un sabato, dalle 11 a mezzogiorno. Io direi, Claudia, che possiamo anche chiudere. Cosa dici? A questo appuntamento ringrazio tutti, ringrazio ancora una volta il collega e amico Andrea Verlo, che credo abbia dato un contributo importantissimo
a capire che cosa significa frequentare un corso e perché bisogna frequentarlo in un certo modo, e vi auguro buona serata a tutti e grazie per la partecipazione. Grazie a tutti.